Buongiorno, nous continuons a nostra spaziata nu amani vigabia e di gatch in e campa qui nanta nostra pagina Facebook France Bleu RCFM e oggi siamo tra Castiva e Multiva e maridroa un giovane agricoltore e giovane produttore d'olio essenziale si chiama Pierluigi Antoniotti. France Bleu, RCFM. Ora agui, o logo indonesimo si chiama Oridondo, siamo in Tagumna in Mortivao, e da strabarte io ma siamo in Castivao, e so qui che abbiamo messo 20 ettari di morza. Allora prima ho fatto studi corsi, poi essere professore corso, dopo ho fatto 2 anni di giornalismo, e poi dopo 2 anni fa, come abbiamo studiato e abbiamo questo progetto in capo, e poi l'abbiamo fatto tranquillamente 2 anni fa. Allora prima non lasciati dei reni, abbiamo fatto, prima c'era o veno, facciamo o veno come famiglia. Dopo ci sono state vacche, pecore di no, e dopo i 2 anni dunque abbiamo messo 20 ettari di morza qui, qua là, fino a qua là. Abbiamo piantato solo a morza per ora, ma dopo in giro a noi c'è tutto sarbadico e abbiamo assai rosomarino per esempio, di nebari di no, gli stinco, mattione, lentische pistacee, e abbiamo barretti fiori così parecchie piante e per l'anno che bene è una brua di vale di distillare. Allora a raccolta normalmente si va noi abbiamo da fine giugno fino a fine di luglio a poco presso e abbiamo quasi un mese di raccolta e oggi c'è una squadra di operai che cogliono la morza e noi stiamo a distilleria. E quando abbiamo i trattori e i camion con la materia, noi distilliamo. Per ora abbiamo fatto la scelta di vendere ai lavoratori perché abbiamo principiato solo 2 anni fa, dunque non è mica troppo i mesi di va strafare, di va strimente. Dunque per ora vendiamo a morza ai lavoratori e dopo abbiamo provato e di fare i nostri prodotti e di venderla ai particolari, in delle uteghe, in delle vamagie. Abbiamo un progetto di mettere d'orna a 5 ettari qua là, di morza e poi dopo abbiamo discusso con i clienti, con i lavoratori per vedere se c'è un'altra pianta che li può interessare ma siamo in traccia di riflettere. Et demain, on conclura déjà notre balade dans cette belle piève d'Igatch. On va parler sport de pleine nature demain avec Jean-Christophe Bastiani qui a créé avec son épouse Interagours, leur société. On se retrouve donc demain pour la suite et la fin des camps à cuits dans la piève d'Igatch. Ringrazia a tutti. France Bleu, RCFM.